Va ora in onda la rassegna stampa. Guarda, questa è proprio una di quelle giornate, capito, che uno deve starsene a casa, cioè tosse, raffreddore, eccetera. Io oggi dovevo marcare visita e lì capisci anche la voglia, il desiderio di esserci lo stesso, dire no, ma assolutamente, Sammy Varin, è per un po' di tosse e raffreddore, e infatti sono qua, arrivo in studio, che non sono ancora le 6, no? Comincio a sfogliare i giornali che oggi fanno cagare, ve lo dico subito, anzi girate su un'altra radio, ascoltate Latte Miele con tutte le belle canzoncine, Gnignero o Birichina, ancora meglio, fate anche le dediche, ma sì, ma ci mancherebbe. Cioè arrivo qua, mi arriva il regista, al quale auguriamo buona giornata, certo, è un piacere essere con Francesco, il più professionale dei registi, quello che vanta decine e decine di anni di esperienza, arriva qua con la tuta da sci e come primo gesto si spoglia davanti a me. Cioè, capisci che... No, Francesco, vai avanti tu, di qualcosa, vai avanti tu, no, non è pensabile. Perché ti è piaciuto? No, assolutamente, guarda, io no, sono rimasto scioccato, capito? Cioè, sotto mutandoni super Pippo, quelli del militare, rubati a suo padre. Probabilmente avete la stessa taglia, non lo so, a distanza di 150 anni. E ora va in giro con i mutandoni di Super Pippo in redazione, approfittando che non c'è nessuno e che io chiaramente non guarderò perché devo guardare i quotidiani. Posso proporre, a questo punto facciamo una raccolta fondi affinché ci sono quelle tute anche che vanno bene per l'interno, penso che esistano, perché una tuta da sci che puoi tenere anche all'interno, che traspira, perché altrimenti, mi diceva, gli sudano i polpacci e quindi io posso capire, poi venendo chiaramente, non so se l'avete capito, ma viene in motorino, ecco, in moto, il nostro Francesco, c'è un motivo, uno dice è completamente impazzito, viene in snowboard. Guarda che dalla mia sveglietta faceva neve, ma non è venuta giù neanche una goccia, un fiocco qui su Milano, però dici il vero regista deve saper cosa succede e quindi essere pronto a intervenire, esserci comunque, qualunque cosa accada, per far regia a chi, quello sfortunato di Sammy Varin che va in onda alle 7:30. Grazie per esserci, grazie. Oggi potere al popolo, certo, dopo alle 11. Oggi dicevo una rassegna stampa sussurrata, con la quale vorrei eccitare la vostra fantasia, visto che mi è scesa la voce e vi giuro non ho fatto niente di strano, si dorme col culo scoperto probabilmente, quindi vi ecciterò la fantasia politica con una bella rassegna stampa difficilissima, ve l'assicuro, perché oggi le notizie sono poche e nello stesso tempo noiose. Quindi la mia rassegna ha rivoltato completamente le notizie del giorno, sappiatelo, perché io sono pagato, e anche lautamente, potete immaginare quanto, per non farvi annoiare. Sammy Varin è qui per attrarre un ascolto importante, anzi grazie a chi mi sta accendendo e ha acceso l'auto e aspetta che si sgeli ascoltando Radio Libertà, un ascolto importante che deve avvicinarvi alla buona politica, speriamo sia buona, ma nello stesso tempo non vi deve assolutamente far annoiare, non dovete pensare neanche per un attimo di girare su Radio Radicale o Radio Popolare, Arebo, Radio Libertà, eccolo qua il sito, ve lo faccio vedere, signori, già dal nostro sito capite che la nostra informazione è completamente diversa, e io faccio i complimenti a Giuseppe Braga, che è il famoso Beppe che manda avanti il nostro sito internet, dove trovate anche i vostri interventi, già, perché molto di quello che c'è scritto lo ricaviamo grazie alle vostre telefonate, ai vostri WhatsApp al 340 6709 659. E a proposito della casa nel bosco, Giuseppe Braga scriveva l'altro giorno: al diavolo, invettive ragionate
piantatela con la famiglia nel bosco, si chiamano Trevillon e non sono strane bestie, sperando che sia finita la situazione. In effetti è stato ha previsto giusto il Giuseppe Braga, perché poi pare che abbiano accettato la casettina un po' meglio messa rispetto a quell'altra, e forse ci avviciniamo alla chiusura di questa situazione. Beh, vi ho mostrato comunque il sito di Radio Libertà per un buon motivo, perché oggi è il 1° dicembre 2025 e chiaramente i fortunati che riceveranno magari la 13ª proprio in queste ore si ricordino di Radio Libertà, si ricordino che attraverso questo sito non ci vuole proprio niente, si apre la tendina e si schiaccia dona ora, per donare una qualunque cifra alla radio più rivoluzionaria dell'etere basta andare sul sito radiolibertà.net, dona ora, e con una carta di credito, signori, di qualunque entità, anche i soliti 5 euro, potete aiutare la nostra radio attraverso anche il conto corrente postale 37671294 intestato a Radio Libertà a Milano. E grazie, perché il fatto che ve lo stia dicendo vuol dire che lo state facendo veramente in tanti, e lo sapete, io me ne accorgo dalla faccia dell'amministratore quando scende giù come al solito a caccia di biscottini o merendine, perché non si sa, è una deviazione del nostro amministratore, lo vedo dalla faccia. Se ha una faccia allegra vuol dire che sono arrivati tanti piccoli conti correnti postali per sostenere la nostra radio, e naturalmente un grande grazie. Da cosa partiamo? Partiamo dai siti, vediamo se ci sono novità della notte, ma posso già dirvi che per fortuna non è successo niente, perché se succede qualcosa sono sempre cose gravissime. Emma Bonino, sì, per fortuna non è in fin di vita, ma è ricoverata in terapia intensiva, è vigile e naturalmente gli facciamo tanti auguri. Zelensky oggi sarà a Parigi, cerca sostegno in Europa, giorni decisivi, molto può cambiare e staremo a vedere se si muove qualche cosa. Questi sono i siti di Repubblica. Anche il Corriere apre con Emma Bonino ricoverata in terapia intensiva a Roma, portata all'ospedale in codice rosso, è vigile. E poi il cerchio magico di Zelensky e il caso Tangenti non si sporcavano col cash. USA Ucraina, vertice ostacoli, Trump ottimista. Oggi il Corriere intervista il ministro Crosetto che dice: bisogna garantire che l'esercito russo non li attacchi mai più. E siccome è un qualcosa che riguarda tutti noi, perché avete visto nel weekend è saltata fuori questa notizia su tutti i giornali, Crosetto propone un esercito volontario di volontari italiani pronti a difendere la patria. Salvini ha aggiustato un po' il tiro dicendo non soltanto esercito, ma magari insomma gli facciamo fare anche qualche cosa per la comunità a questi giovani. D'altronde fargli fare il militare, non so se lo sapete ascoltatori, è una vecchia proposta della Lega. Quando vediamo i nostri ragazzotti un po' strani, li vediamo che stanno cambiando, già 10 anni fa ci veniva in mente forse ci sarebbe bisogno di tornare a fare il militare, e Crosetto ci è arrivato oggi, ma lui vorrebbe farci fare il militare e metterci l'elmetto per difenderci dai russi. Qualche dubbio viene, naturalmente se lo avete potete già scrivermi i vostri dubbi al 340 67 09 659, che è il nostro numero di WhatsApp, memorizzate prego, 340 67 09 659. Hanno citofonato. È arrivato lo sciroppo alla bava di lumaca per caso? Non ancora, no? Perché ho detto a Cerbis se mi fa avere qualcosina per questa raucedine eccetera, se qualcuno di voi ce l'ha
a portata di mano e ce lo porta direttamente via Bellerio 41 Milano. Lo sapete, la nostra è una radio di famiglia, radio aperta. Se c'è Sammy Varin con la raucedine bisogna curarlo. Andiamo proprio sul Corriere, allora, che apre con Ucraina, USA, vertice a ostacoli, i negoziati in Florida, colloqui produttivi, ma rimane tanto da fare. Oggi si tratta a Mosca. Il Papa, Israele non vuole la soluzione dei due stati. È stata interessante la visita del Papa nella Moschea Blu, bellissima, stupenda, e poi hanno fatto un bel servizione, eccetera. Quando gli hanno chiesto se il Papa volesse pregare in moschea, avete notato che ha detto: ma no, faccio un giretto, mi guardo un po' in giro. Avete notato questa cosa? Non l'hanno fatta notare in molti, anzi quasi nessuno. Il Papa non ha voluto pregare in moschea. È un mio pensiero? Sono l'unico che se ne è accorto? 3406709 interessante. Poi arrivano anche i bacchettoni, questa mattina alle 11:30, come ogni lunedì, ci sono quelli di Informazione Cattolica e vediamo se magari loro se ne sono accorti. Siamo sul Corriere. Dicevamo l'intervista a Crosetto: bisogna garantire che l'esercito russo non li attacchi mai più. Quindi dovremmo essere noi italiani che garantiamo che la Russia non attacchi l'Ucraina. La pace per Kiev. Tutto l'Occidente, tutto il mondo ormai vuole una pace, una tregua. Ora sta alla Russia, parla il ministro della difesa Guido Crosetto. Mosca sa qual è la linea rossa da non oltrepassare, e sul piano Trump Crosetto dice: la parte buona è che qualcuno abbia deciso di provare a discutere su una proposta. Dice tutto e dice niente, però va bene, ci mancherebbe, è il Corriere, è così. Oh mamma mia, Sanremo, santa polenta. Si comincia a parlare di Sanremo, ragazzi. In tante fotografie, io non lo so, ma sto diventando cieco. Sono tutte sgranate queste foto. Allora, io non lo so se anche sul cartaceo si vedono così male. Le vedi anche tu sgranate? Ma mi sembra di essere deficiente. Cioè, se anche sul cartaceo sono così, cioè che non stiamo parlando di artisti anni 40 o 50, cioè un minimo di digitale. Vabbè, sono usciti i nomi degli artisti che ci saranno a Sanremo, parliamo dei big, da Fedez ad Arisa, i cantanti in gara, e Conti che dice: sono emozionato. Chiaramente noi gli crediamo a Conti che è emozionato. Ci sono dei nomi anche importanti che fa piacere rivedere, risentire, finché ci sono, naturalmente. Sto scherzando, dai, o porti sfiga, perché c'è Patti Bravo. L'amiamo Patti Bravo, assolutamente sì. No, io parlavo di Fedez, chiaramente, che ritorna con Marco Masini dopo aver fatto il duetto l'altro anno. Adesso tornano a cantare una canzone nuova e forse sono quelli che ti danno più curiosità, nel senso che dici che cosa mai potranno cantare, che Masini se si incazza, e lo ricordate con Vaffanculo, poi tante canzoni sfigatissime. Io quando lo passavo a Radio Italia mi mettevo a piangere ogni volta che passavo Masini e lo richiedevate di brutto, e adesso vediamo, è diventato più grande, più sapiente, il momento negativo è finito, o forse semplicemente uno se ne fotte e va avanti lo stesso. Stiamo parlando di cose serie, io le sdrammatizzo, ma sono quelle cose che sono capitate anche a Mia Martini e a tanti altri artisti additati come portasfiga. C'è un motivo per tutto? Non lo so, però intanto Marco Masini è ancora con noi, fa un gran successo ed è seguitissimo. Ma a Sanremo ci saranno altri tipi? Elettra Lamborghini, Francesco Renga, Ermal Meta, J-Ax, Arisa, e chi è questo con le treccine? Saif?
Tu conosci Saif, Francesco? Tu buono no? Poco conosci Saif, poco, no? È famosissima, però è tra i big, quindi molto, però c'è Serena Brancale, 13 Pietro, 13, no, poi ci sono anche i figli di, attenzione ai figli di, voi dite, ma chi è questo qui? E sono i figli di... figli di Morandi, figlio di qua, figli in senso positivo, che non usano il cognome del padre perché altrimenti tu dici allora è figlio di, ma in realtà è figlio di. Va bene, siamo sempre in prima pagina sul Corriere, questa rassegna stampa sussurrata, mi state dicendo che è una cosa molto più da dormiveglia, a me fa piacere. Se non andate fuori strada in auto ve la faccio tutti i giorni la rassegna stampa, così forse mi aumentano anche lo stipendio, perché quella di prima era troppo urlata. D'altronde oggi aspetto lo sciroppo alla bava di lumaca di Acerbis, speriamo che arrivi presto. Sul Corriere c'è anche la Schlein che incassa il sì del correntone PD. Io segretaria di tutti, sinceramente preferirei anche no averla come segretaria la Schlein, però giustamente siamo un partito plurale, non siamo una caserma né un partito personale. Elly Schlein parla alla convention del Partito Democratico Montepulciano, sapevate manco che ci fosse. Oggi qui la maggioranza si è allargata. La segretaria Dem chiude le iniziative delle 3 aree che l'hanno sostenuta alle primarie, Franceschini, Orlando, Speranza, a cui si sono aggiunti gli ex lettiani, tutte cose molto interessanti. Più interessante invece la critica che Antonio Polito fa a Francesca Albanese, quella che ha detto che l'assalto al quotidiano La Stampa potrebbe essere un monito, e questa frasettina ci è risuonata un attimino nelle orecchie. Sai che c'è stato l'assalto, cioè io non c'ero, ma qualcun altro la rassegna stampa l'ha fatta su queste frequenze. L'assalto venerdì, ma c'era sciopero e allora tutta questa gentaglia ha girato per la redazione torinese della Stampa, hanno buttato per aria un po' di giornali eccetera, ma non hanno trovato neanche i giornalisti e sono rimasti male, perché qualcuno speravano niente, neanche le donne delle pulizie, non c'era un cacchio di nessuno. Però il fatto che Albanese abbia detto sì, non sono cose da fare, ma rimane un monito, poi proprio al quotidiano La Stampa non mi è venuto in mente che c'è qualcosa di strano. È chiaro che aspetto il vostro giudizio su questo, so che gli ascoltatori del Sammy Varin sono molto agguerriti, quindi 340 6709 659, quando poi più tardi arriva Sammy Varin chiaramente vi legge WhatsApp. Sono io Sammy Varin. Francesca Albanese appartiene a quel genere di persone che vogliono raddrizzare il legno storto dell'umanità. Attenzione alla frase, sembra volgare ma non lo è. Raddrizzare il legno storto dell'umanità, scrive Antonio Polito sul Corriere. Per questo il suo magistero presso i giovani è pericoloso, perché predica che il mondo non potrà mai essere giusto e felice finché non vincerà la sua causa. Questo è l'incipit dell'articolo di Antonio Polito contro Francesca Albanese, oggi sul quotidiano Il Corriere. Intanto stanno arrivando tanti WhatsApp al 340 6709 659 che mi invitano ad andare sul quotidiano Libero. Io mi chiedo chissà perché, non lo posso neanche immaginare lontanamente. E allora ci vado, anche se l'argomento, devo dirvi, non è per niente attizzante. Cioè, quando si parla di Lega, lo sapete, in tanti anni di politica, di decenni, siamo stati sulle balle a moltissimi, perché vogliamo cambiare questo paese. Abbiamo provato in molti modi a cambiare questo paese, anche strappandolo, parlando di secessione, lanciando in prima pagina la nostra proposta verso un qualcosa di migliore, dicendo piuttosto lo spezziamo in due. Chiaro che fosse una provocazione, accolta, potete immaginare come, da quelli che scrivono. Bene, c'è un ulteriore attacco alla Lega in queste ore. Libero lo ha svelato l'altro giorno
e ne parla ancora oggi in prima pagina. Il grillino col conflitto di interessi, scrive Libero, la prova che inchioda De Rao, l'ex capo della DNA, interrogato nel 2024 a Perugia come testimone, conosceva già gli atti su Striano grazie alla presenza nella commissione parlamentare. La Lega attacca con l'editoriale di Mario Secchi, l'ex procuratore non ha scelta, deve andarsene. Il caso Striano è stato messo sotto il tappeto dalla stampa e le ragioni sono evidenti. Ha svelato l'esistenza di una fabbrica di notizie che passavano dalle istituzioni, un ufficio della Direzione Nazionale Antimafia con accesso alle banche dati riservate dello Stato, ai giornali di sinistra. Ha messo in luce che ci sono apparati che lavorano contro il governo Meloni fin dalla sua formazione. Ha confermato che una parte della magistratura e dell'alta burocrazia sono ideologicamente ostili al centrodestra. Chiama il Parlamento a dare una risposta alla situazione a dir poco imbarazzante in cui si trova l'onorevole Federico Cafiero De Rao, che ha almeno 3 parti in commedia: ex procuratore nazionale antimafia, che girava alle procure le segnalazioni di Striano sui finanziamenti della Lega, un gigantesco flop investigativo, parlamentare del Movimento 5 Stelle e membro della commissione antimafia che indaga sul dossieraggio che avveniva mentre al comando c'era De Rao, ex magistrato che viene convocato dal procuratore di Perugia Raffaele Cantone, che guida l'indagine su Striano, a rispondere ad alcune domande come persona informata dei fatti. È qui che le 3 parti di De Rao vanno in cortocircuito ed esplodono quando ammette candidamente di fronte a Cantone di conoscere già gli atti su cui il procuratore gli fa la domanda, perché li ha letti in commissione antimafia. Sa tutto in anticipo. De Rao è in una posizione istituzionale insostenibile. Dovrebbe lasciare l'antimafia. Il suo personaggio da porte girevoli è un problema politico serio per il Parlamento e per la giustizia, visto che le indagini, gli interrogatori e, attenzione, l'accesso agli atti, le fasi dell'intero processo devono essere uguali per tutti. E qui abbiamo la prova che così non è. Questo è l'editoriale di Mario Secchi, che cerca di commentare, di spiegare un qualche cosa a voi, sono certo all'80% quasi incomprensibile, e che cercheremo di scoprire piano piano dai quotidiani oggi in edicola, che si dedicano per fortuna anche a cose che ci riguardano un po' di più, come ad esempio l'Ucraina nel caos. Come no? Perché Zelensky rischia l'esilio. In centropagina un Zelensky preoccupatissimo, e chiaramente tutti noi siamo in attesa che venga esiliato. Speriamo che se gli vada tutto bene. Dopo la minaccia ai giornalisti, siamo di spalla, a sinistra parte la corsa a scaricare l'albanese. E questa è una roba, lo scrive Enrico Paoli, che mi fa anche molto ridere, nel senso che, cioè, prima l'hanno imbarcata, adesso non riescono più a togliersela di mezzo, l'albanese. Cioè, questa continua a sparare, a dire cose, e questi continuano a prendere le distanze, ma non scende dalla barca. Ditemi un po' se avete la stessa idea. Si parla dell'assalto dei Propal alla redazione della Stampa, e la frasettina dell'albanese che ha detto sarebbe un monito per questi giornalisti. Ora chiaramente tutti noi la pensiamo in un certo modo e la Stampa magari la pensa in un altro modo. Uno dice: ma se i Propal hanno attaccato la Stampa perché troppo amica di Israele, cioè, cosa dovrebbero fare ad esempio ad altre redazioni? Queste sono le domande che uno non lo so, nessuno parla di noi perché noi siamo qua una piccola Radio Libertà, all'interno della Lega, quindi siamo iperprotetti, e ci sono i militari che quando ti avvicini ti chiedono la parola d'ordine. Oh, la parola d'ordine di quest'oggi qual è? Oh, come la son dimenticata. Scherzo, dai, una battuta. Però, capito, poi un quotidiano importante come la Stampa
dovrebbe anche avere fuori un gendarme, ma erano tutti in sciopero quel venerdì, capito? Erano tutti in sciopero. Poi la stranezza, dici, proprio la città di Torino, amica come non mai del centro sociale a Scatasona, cioè hanno proposto anche di farne una cosa bellissima. È strano questo cortocircuito. Cosa ne pensate? 340 6709 659. Ditemi la vostra. Intanto, chiaramente, prosegue il discorso partito venerdì pomeriggio e va avanti. Andato avanti sabato, andato avanti domenica e va avanti anche oggi, lunedì, perché c'è molto da dire, e certo, su questi tipi strani che sono entrati in redazione pasticciando, urlando free, free, free Palestine e altre cose brutte che un giornale che è filo di sinistra non vorrebbe sentirsi mai dire, capito? Certo, questi adesso della stampa dicono, vedi, noi siamo liberi, noi abbiamo parlato di tutto e l'imam assolutamente, noi ci mancherebbe, e se sto imam, insomma, se parla contro il nostro paese bisogna pure cacciarlo. Pugno duro, scrive Pietro Senaldi oggi su Libero, ora stesse pene dell'assalto alla sede CGIL per quei giovinastri. Fausto Carioti dice, lo capiranno? Basta scuse. A Scatasuna, il centro sociale torinese a cui facevano parte, facevano capo quei signori che hanno partecipato all'invasione, a Scatasuna va chiuso. Questi i principali commenti oggi sul quotidiano Libero, che porta anche la terribile notizia dell'aggressione evitabile avvenuta a Bergamo l'altro giorno. Liberato dai giudici, molesta subito una donna. C'è un bengalese ha pedinato una connazionale, l'ha trascinata dentro un portone, ma era stato processato 2 ore prima. E qui capisci che facciamo? Li buttiamo tutti in galera? Cioè, sì, forse è da fare. Che ne pensate anche su questo? 340 6709 659. Massimo Sanvito, in prima pagina sul Libero, è ritornata la solita litania anti-Natale e pare che ogni anno divenga più potente, divenga più forte verso tutti noi che crediamo ancora nella magia del Natale, verso un paese che il presepe l'ha inventato, perché a volte ci dimentichiamo, il presepio è stato inventato da San Francesco in Umbria, cioè, e noi lo cancelliamo dalle nostre tradizioni per non urtare le altre tradizioni, le altre religioni. Ma siamo un po' scemi. Genova, Grosseto, Bergamo, è iniziato l'attacco al Natale, scrive oggi in prima pagina Libero. Via Gesù, via Giuseppe Maria, via la Stella Cometa, via pure il bue e l'asinello, banditi tutti da canzoni e poesie, si celebra il Natale, ma senza nessun riferimento al Natale. Guai a chiamare le cose col proprio nome, qualcuno può offendersi. Chi? Ovviamente gli islamici. Questo è l'incipit dell'articolo in prima pagina sul quotidiano Libero, che è uno dei quotidiani che vi invito ad acquistare quest'oggi. Lo sapete, alla fine la mia rassegna stampa è uno spottone per tornare a leggere, e in questo caso a leggere un giornale, almeno uno alla settimana bisogna acquistarlo, andando a sfiorare anche quelli più pericolosi, come può essere il Fatto Quotidiano, che mette in prima pagina indagine Mediobanca, cosa rischia e cosa teme il governo. Terremoto, regia dell'esecutivo dietro i patti occulti per la scalata a Grappolo. So che sono argomentazioni che non interessano quasi nessuno, ma si parla anche di questo oggi sui quotidiani.
Ci piace un po' di più il Fatto Economico con la secessione per i ricchi. Oh, mi piace la secessione per i ricchi, uno schiaffo alla Consulta. Zaia e Calderoli alla riscossa, titola oggi il Fatto Quotidiano. Nella manovra riparte il progetto di autonomia regionale, 6 articoli aggirano la sentenza della Corte e cristallizzano le disuguaglianze. La secessione per i ricchi nel Fatto Economico di quest'oggi, signori, non ci porta a essere un po' più felici, perché quando ne parla il Fatto Quotidiano vuol dire che è vero, non è vera la secessione per i ricchi, ma è vera che finalmente parte l'autonomia. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Non so se avete capito, ma oggi è il 1° dicembre, quindi entriamo nell'atmosfera natalizia e vi prometto che più o meno ogni giorno, magari un giorno sì, un giorno no, avremo un pezzo che ci avvicina al Natale. In questo caso The First Noel di Luigi Zimmiti, da Nat King Cole, forse la più conosciuta come versione, ma questo è un canto di epoca medioevale, originario dell'Inghilterra, con influenze francesi, insomma, una roba storica che Luigi Zimmiti, il nostro sassofonista siciliano, vi propone se lo cercate su YouTube e se lo invitate per il vostro matrimonio. Prima o poi vi sposerete, no? O vi risposerete. Questo è da invitare perché vi fa un matrimonio romantico come non mai. 6 minuti dopo le 8 del mattino, buongiorno. Sì, no, sono io. E qualcuno ci crede che non è Sammy Varin, ma chi è questo qua? C'è un Sammy Varin con la voce rauca, che cacchio, oh. Sto aspettando, ripeto, lo sciroppo alla bava di lumaca di Acerbis. Mi hanno detto che me l'ha spedito, speriamo. Intanto, ieri sera al TG2, oddio mio, apparizioni, sparizioni, è apparsa la Boldrini in un'accorata difesa dell'imam di Torino in odore di espulsione. Più passa il tempo e la malattia mentale della Boldrini peggiora. Assolutamente no, prendiamo le distanze. Non è malattia mentale, è qualcosa di molto più grave, malattia ideologica, e da lì non si guarisce. C'è un altro Marco, buongiorno, è divertente vedere come il solito fumo negli occhi, giustizia, consenso informato, processo, pro palla, libro paga, attacco alla stampa, ponte sotto lo stretto e sotto sullo sopra e sotto corda alla gola, no informazione critica, no libertà di circolazione, no libertà di impresa, no giustizia, sì guerra, sì soldi ai parassiti, sì uccisione dei più piccoli, sì perversioni gay. Putin, sterminaci tu. Caro Marco, altro Marco, porti una sfiga della miseria, ma è tutto vero. Da anni non trovo un'immagine sacra da attaccare alla porta per Natale. Trovo la renna, il soldatino, eccetera. Niente angelo o Gesù bambino, scrive Roberto dalla Brianza. Lorenzo da Como, ciao Sammy, è sempre bello sapere che in un giorno di sciopero ci siano persone che hanno il senso del dovere e prendono sul serio il proprio lavoro, quelli che hanno fatto irruzione al sede della stampa. Un'altra cosa, l'affermazione che hai fatto dell'albanese sulla barca mi ha riportato l'immagine dei barconi che negli anni 90 arrivavano sulle coste pugliesi. Buona giornata, riprenditi presto. Mi prendo e mi riprendo. Grazie Lorenzo. Questo è un esempio dei tanti messaggi che stanno arrivando al 340 67 09 659, perché questa, tra virgolette, of course, rassegna stampa la fate voi, cioè siete voi stessi che mi dite vai su questo giornale, vai su quell'altro. Io seguo anche i vostri consigli. Chiaramente, conoscendo bene i miei ascoltatori, so bene le cose che più interessano e quelle che meno, e quindi è una rassegna stampa davvero che vi riguarda in primissimo piano. Ad esempio sul quotidiano Il Giornale, no dai, andiamo su qualcosa di un po' più di sinistra. Andiamo sulla Stampa, che in questi giorni immagino avrà un aumento di copie incredibile.
cioè da zero passa, sto scherzando, però lo vedete che i quotidiani sono sempre meno venduti perché ci sono quelli online, perché c'è un'informazione diversa, purtroppo non sempre veritiera pure quella, e i colossi di una certa informazione sono comunque sempre i più guardati. Nel cartaceo si vende sempre di meno e io sono qua in versione vintage che cerca di farvi comprare anche il cartaceo, almeno un giornale alla settimana. La Stampa apre con un'altra notizia del giorno, o meglio del weekend: gli italiani feriti dai coloni, botte anche alle donne. Cisgiordania, l'assalto a 3 volontari, Netanyahu chiede la grazia ad Herzog, gli ucraini a Miami per trattare la pace, Rubio incontri tosti, c'è ancora lavoro da fare. Di spalla sulla Stampa l'intervento di Elkann a proposito dell'invasione dei propali in redazione, che non c'era nessuno perché erano in sciopero. La Stampa, un giornale libero che non si lascia intimidire. L'attacco che questa redazione ha subito è stato brutale e vile, un tentativo evidente di intimidire chi lavora per raccontare la realtà con rigore e indipendenza. Oggi sul quotidiano La Stampa, che naturalmente, vi dicevo, si occupa in primo piano di questo altro assalto che c'è stato a 3 volontari italiani in Cisgiordania. Wake up Italians, l'alba tra le dune rocciose di Ein al-Duyuk alla periferia di Gerico sveglia e stordisce i 3 attivisti italiani di Faz 3A e una volontaria canadese con la violenza scaricata a pugni e calci su tutto il corpo dai coloni israeliani. Non tornate più è la minaccia dei 10 civili aggressori mascherati armati con bastoni e fucili. Questo è l'incipit dell'articolone che c'è all'interno del quotidiano La Stampa, che di spalla si occupa naturalmente anche del PD, la sinistra e la strada stretta delle leader al potere con Barbara Carnevali. Il mio salto sul mondo, Duplantis eletto atleta dell'anno, le vittorie, il doping, i governi e il rapporto con i popoli. E poi nuovamente il dibattito sui genitori nei boschi, perché i genitori nei boschi non sono padroni dei figli. A proposito dell'acclamatissima vicenda della romanticamente nota come famiglia del bosco, voglio raccontare una piccola storia personale, piccola sì ma incisa nella mia biografia, la grande conquista del Vater. Non sono stato un bambino dei boschi, ma un bambino dei campi sì, e come scrive oggi Maurizio Maggiani sul quotidiano La Stampa, che si occupa anche di stupri, e purtroppo qui non passa giorno che non ne avviene uno più o meno vero. Posso dire qualche cosa? Perché oggi La Stampa no, ma il quotidiano Repubblica instilla dubbi sull'ultimo stupro di Milano dell'altra sera, almeno nel titolo, poi ve lo leggo. Io nella lista degli stupri adesso ho più paura. Eh sì, perché adesso si usa pure fare la lista di chi deve essere stuprato e qui parliamo di una lista apparsa in un liceo. Mi sono sentita minacciata a prescindere da chi sia l'autore. Ci siamo sentite esposte e umiliate. Il primo impatto è stato violento e con il passare dei giorni l'angoscia è andata crescendo. A parlare una delle ragazze della lista stupri scritta sulla parete di un bagno del liceo Giulio Cesare a Roma. Quindi, se non le stuprano davvero, le mettono in lista. Era uno scherzo? Sicuramente sì, ma uno scherzo decisamente amaro e difficile da digerire soprattutto. Entriamo all'interno del quotidiano La Stampa, perché giustamente è quella sotto la lente di ingrandimento in questi giorni, anche se in taglio alto sta più leggera con il festival, ecco il Sanremo per tutti tra esordi, ritorni e figli di, e poi Jodie Foster, i miei maestri, De Niro e Anthony Hopkins, intervistata oggi sul quotidiano La Stampa. Stampa città
aperta, scrive Nicolò Zancan subito all'interno, e si parla naturalmente dell'assalto alla redazione. L'editore John Elkann tra i giornalisti dice: bisogna essere molto fermi, non ci faremo intimidire, vicinanza bipartisan dalla politica, questo clima ci preoccupa. Il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, dice: è stato gravissimo l'attacco alle OGR, ma ancora di più entrare nella sede di un giornale, la casa della democrazia. Paolo Zangrillo: vedo ripetersi di azioni aggressive, il dialogo non basta, ora le sanzioni. Così il ministro della pubblica amministrazione. Askatasuna è un'associazione a delinquere. E chiaramente, signori, stiamo leggendo un giornale che guarda più a sinistra che mai, anche se ogni tanto qualche editoriale cerca di confondere le acque, cercando anche di sottolineare quelle che sono le inefficienze di questa sinistra. Giro di nuovo la pagina e si cambia già argomento, perché non ci vogliamo annoiare con questo, e a pagina 19 la famosa lista degli stupri. Hanno intervistato una giovane di questo liceo Giulio Cesare di Roma che è finita in questo elenco scritto nei bagni maschili. C'era anche il suo cognome. La lista degli stupri è violenza, non goliardia. Chiunque sia stato ci voleva minacciare. La dirigente scolastica non ha discusso con noi per rassicurarci, come hanno fatto altri docenti. C'è stato anche un altro atto intimidatorio, ma per il momento preferisco evitare di parlarne. L'intervista di Maria Corbi. A parlare una delle ragazze della lista stupri, con l'incivile esercizio di violenza, patriarcato e ignoranza, per cui i nomi di 8 ragazze e un ragazzo si sono trovati sulla parete di un bagno del liceo Giulio Cesare a Roma, in una zona bene, dove evidentemente questo aggettivo ha altro significato rispetto al vocabolario. Ancora non identificato o identificati gli aggressori, perché di questo si tratta. Intervista a una di queste ragazze nella lista delle stuprevoli, a pagina 19 del quotidiano La Stampa. Nella stessa pagina c'è la notizia di chi è stata stuprata davvero, o almeno così dice, perché qui c'è il virgolettato: abusata fuori dalla discoteca. Denunciato un 22enne a Milano. La ragazza l'aveva incontrato nel locale in centro, analizzate tracce di sangue. Si conoscono sulla pista da ballo, decidono di uscire insieme dalla discoteca, dove erano arrivati con i rispettivi gruppi di amici. Hanno entrambi bevuto qualche drink, ma sono lucidi. La coppia, entrambi italiani, percorre meno di un centinaio di metri e raggiunge a piedi un piccolo slargo di via Crocefisso nel pieno centro di Milano, un punto dove alle 3 di notte non passa nessuno quasi. Ci sono 2 auto parcheggiate, i 2 ventenni si appoggiano sul cofano di una delle vetture. La ragazza, 24 anni, racconta di aver rifiutato di avere un rapporto sessuale con quel ragazzo, 2 anni più giovane di lei. Gli dice di smettere, ma lui non si ferma e consuma l'abuso. Chiaramente qua si ritorna sulla famosa legge che è stata rimandata perché era troppo facile da interpretare, quindi bisogna essere consenzienti in ogni momento, punto di domanda, o per un bacetto, un abbraccio, una toccatina va tutto bene, poi però basta? In effetti, chi decide questa cosa? Penso che sia la donna o anche l'uomo a volte, perché no? Difficilissimo poi in sede processuale dimostrare tutto questo. In questa legge si era girata completamente la frittata, se ne sta discutendo, avete sentito, si è rimandata la decisione su questo consenso a gennaio, a febbraio, per farla meglio. Intanto, sul quotidiano La Stampa, io giro di nuovo, perché oggi è il giornale del giorno,
dopo quello che hanno passato questi poveri giornalisti che hanno trovato tutta la redazione in subbuglio, ragazzi. Beh, succedesse qua ci mettiamo 2 minuti a mettere a posto, perché si fa il giro della stanza ed è tutto come prima, ma lì, cavolo, una redazione della miseria, giornali ovunque, le scritte sui muri, Free Palestine, chissà se le tolgono. Queste uno dice, ma dai, non scherzare, Sammy Varin. Cambio argomento, che le mail. Pagina 20 della Stampa: assunzioni negate a chi ha disabilità. Preferiscono pagare le multe. Questo è un argomento importante, ragazzi. La denuncia delle associazioni che dicono il 60-70% delle imprese aggira gli obblighi di legge, cioè piuttosto che farsi carico, assumere un disabile, pagano la multa. C'è il presidente di Pizza Out, Nico Acampora, che noi abbiamo conosciuto ancora ai tempi quando era assolutamente sconosciuto, poi non mi ha più risposto al telefono, chissà come mai. Ho notizia di diverse aziende che stanno assumendo, ma c'è ancora molto da fare. Vincenzo Falabella, presidente di Fisce, dice invece le sanzioni sono previste, ma manca l'organismo che controlli che vengano pagate. Fatto sta, scrive oggi sulla Stampa Flavia Amabile, i furbi sono ancora troppi, sono le aziende che scelgono di ignorare l'obbligo di assumere persone con disabilità, preferiscono correre il rischio di pagare la sanzione, avverte Vincenzo Falabella, presidente di Fisce, la Federazione Italiana per il superamento dell'handicap. I contratti a tempo indeterminato sono solo un quarto del totale, le donne nel settore privato sono al 40%, mentre nel pubblico si arriva al 64%. Fatto sta che c'è un paginone, per fortuna dico io, oggi a pagina 20 del quotidiano La Stampa su questo argomento. Giro di nuovo pagina: sono stato un bimbo dei campi per povertà, i figli non sono mai proprietà dei genitori. Questo è il commento di Maurizio Maggiano sulla vicenda della famiglia nel bosco, tra cura dei minori e scontri ideologici, quando le scelte diventano un carico per la comunità. Vi segnalo che oggi non c'è nessun articolo su questo fatto, su questo evento, perché pare si stia aggiustando. La notizia del weekend è che hanno accettato l'offerta di un amico della zona e gli è arrivata una casa fatta a dovere, vera, addirittura con il bagno in casa, signori, che è una cosa incredibile. E forse la speranza, chiaramente gli auguriamo che adesso gli ridanno anche i figli. Che ne pensate? Sarebbe ora? Pagina 22 della Stampa: aumentano treni e benzina, voli fino a 800 euro in Italia. Un riquadrone che arriva puntuale sempre di questi tempi. Stangata in vista delle feste, sui carburanti rincaro del 6,5% in un mese, ma la vergogna non è tanto sui carburanti quanto appunto che aumentino i treni per tornarsene a casa, per andare al sud, per andare da qualunque parte. Penso che dovrebbe esserci una vigilanza un attimino più alta. No. Pagina 24, siamo sempre sulla Stampa. L'economia del lunedì ci porta a parlare di un'invenzione bellissima solo per pochi, purtroppo: i famosi buoni pasto. Sono in arrivo nuove regole, sarebbero in arrivo, perché la legge di bilancio non è ancora stata approvata, non è definitiva, ma potrebbe aumentare di 2 euro il valore dei buoni pasti. Restano fuori quelli cartacei, quindi se siete rimasti indietro aggiornatevi, ragazzi miei. Chi lavora con i turni guadagna il diritto a riceverli, ma la misura divide, restano esclusi i dipendenti della scuola. Paginone a pagina 24 della Stampa sulle nuove regole, sempre che vadano in porto, che riguardano i buoni pasto. Dalla Stampa andiamo sul quotidiano La Verità e l'affare della Lega sulla Lega. La Verità lo spiattella in prima pagina. La storia del pubblico ministero mostra perché la giustizia vada riformata.
E lo sapete che c'è un referendum sulla giustizia in primavera che dividerà l'Italia, ne sono certo. Stavo indagando su tutti i partiti, la procura disse punta sulla Lega. Ripeto, noi vi parliamo proprio dal fortino della Lega in via Bellerio, non ci stupiamo ormai più di nulla. La PM Gallucci a Termini Imerese raccolsi elementi anche su politici progressisti, ma il mio capo Cartosio indicò di archiviarli, d'intesa con Scarpinato. Rifiutai, poi subì un procedimento disciplinare. Sarebbe questa l'indipendenza minata dal governo? Si chiede oggi Giacomo Amadori sul quotidiano La Verità, che in centropagina si occupa dei figli sottratti. I giornali cattolici pensano all'educazione sessuale. Famiglia cristiana contro i genitori del Bosco. Al nido, corsi di utero in affitto. Ne parla Francesco Borgonovo, che proprio su queste frequenze, avete sentito, ha cominciato una nuova trasmissione, La Cittadella, in onda ogni martedì e giovedì alle ore 12, da non perdere assolutamente. Francesco Borgonovo, la metà degli italiani sta con la famiglia del Bosco, famiglia cristiana no, Avvenire invece ha più urgenza di occuparsi di educazione sessuale, in nome della quale si porta nei nidi l'utero in affitto. Interessante, non è alle ore 12 ma alle ore 13 e poi chiedo conferma a Francesco in regia se mi sbirci a che ora va in onda la Belva Civile. Dovrebbe essere il martedì e giovedì alle ore 13. Guarda magari sul sito, sul palinsesto della radio, la nuova trasmissione di Borgonovo, poi ve lo diciamo con certezza. Siamo sempre sul quotidiano La Verità. Un po' più in basso, le interviste del lunedì riguardano Morcavallo, che dice le strutture per i bimbi allontanati sono un business che vale miliardi, ma anche Roberta Bruzzone. State attenti al narcisista, prima vi seduce, poi vi sottomette. Così quest'oggi le interviste del quotidiano La Verità. Di spalla, Leone tifa Erdogan, a Miami vertice USA-Ucraina, giovedì Witkoff dallo zar. La Stampa assalita, sinistra stizzita da Albanese, l'ultima epigona dei radical chic. Belva Civile va in onda a mezzogiorno oggi, mentre tu intendevi martedì e giovedì all'1 La Cittadella. Fantastico, e ti ringrazio molto. Grazie Francesco in regia. La Cittadella, la nuova trasmissione con Borgonovo del quotidiano La Verità, quindi va in onda martedì e giovedì alle ore 13, mentre quest'oggi, certo, oggi c'è Ottaviani a mezzogiorno, oggi c'è la Belva Civile del deputato della Lega Ottaviani e staremo a vedere su cosa avvertirà. Ore 12. Entriamo all'interno, certo, all'interno del quotidiano La Verità, e vediamo dove ci porta. Ci porta a parlare proprio dell'affare Lega, che ripeto, dal punto di vista dei giornali sta avendo un po' di interesse, ma da altri punti di vista assolutamente zero. In televisione pare che non gliene freghi assolutamente nulla a nessuno, in fondo forse neanche a voi. Stavo indagando su destra e sinistra e la procura disse punta sulla Lega, l'articolo di Giacomo Amadori quest'oggi sul quotidiano La Verità, pagina 2. L'intervista con Anna Gallucci, pubblico ministero e già presidente dell'ANM a Rimini, ora è molto critica con l'associazione guidata da Cesare Parodi. La storia della PM spiega perché serva la riforma. Il mio capo Cartosio, d'intesa con Scarpinato, mi indicò di archiviare i progressisti. Rifiutai e subì un procedimento disciplinare. Così l'ANM non mi rappresenta. Oggi paginone sul quotidiano La Verità. Il caso delle attenzioni alla casa di Siri, c'è un riquadro. De Rao su di me calunnie.
Forza Italia, ci sono evidenze. Il deputato del Movimento 5 Stelle Federico Cafiero De Rao ha reagito duramente all'articolo uscito sul Libero, secondo il quale, attraverso la Procura Nazionale Antimafia, avrebbe svolto indagini sull'acquisto della casa dell'ex senatore della Lega Armando Siri, nonostante fosse fuori dai suoi confini giurisdizionali. Per De Rao si tratta di calunnie, diffamazioni, mistificazioni. La DNA si limitò ad adempiere all'obbligo di trasmettere alle procure competenti le notizie ufficialmente ad essa pervenute, che non poteva certamente nascondere in un cassetto. Al pentastellato rispondono i parlamentari di Forza Italia che fanno parte della Commissione Antimafia, Mauro Dattis, Pietro Pittalis, Maurizio Gaspari, Pierantonio Zanettin, Castiglione, Tenerini. Fossimo in lui saremmo più prudenti nelle affermazioni, perché ci sono clamorose evidenze che saranno certamente oggetto di analisi e di approfondimento in Commissione Antimafia. Quindi De Rao dovrebbe essere più umile a affrontare le questioni nella loro oggettiva dimensione e con le responsabilità evidenti che stanno emergendo. Così quest'oggi sul quotidiano La Verità, a pagina 3, il muro ora traballa, sempre più toghe vogliono cambiare la giustizia, scrive Maurizio Belpietro. Oltranzisti rumorosi, ma via via più isolati, alle urne ci sarà l'occasione di porre fine a 30 anni di ingerenze politiche. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Una perturbazione atlantica influenza ancora il tempo sull'Italia in questo inizio di settimana. Al mattino avremo ancora frequenti piogge, soprattutto sul Triveneto al centro e sulla Campania, mentre sul resto del sud risulteranno più occasionali, asciutto al nord-ovest. Nel pomeriggio progressivo miglioramento con precipitazioni sempre più rare su tutti i settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Cari amici, care scette, cari siure, cari tutti di Radio Libertà, Alberto Acerbis è qua anche stamattina. Non dimentichiamo l'olio però, cioè confezione di Natale è una cosa che inizia e finisce, numero chiuso. Perché tu devi regalare qualcosa che non è che poi a Santo Stefano vedi il panettone che ti regalano se prendi le calze, detti anche scalfarì, cioè cerchiamo di capirci, cioè parliamo di un regalo particolare che fa davvero la differenza nella qualità dei prodotti e né come viene presentato. Detto questo, stiamo raccogliendo le olive ancora per 20 giorni, l'olio nuovo è pronto. Mio nonno in questo periodo mi diceva: Alberto, vecchie Alberto, l'olio bulve è sempre a galla, in francese. In italiano, Alberto vieni qua, l'olio buono viene sempre a galla. Quindi se volete le 6 bottiglie per dicembre, ma ne ho ancora 2, ne ho ancora una, aspetto, vediamo. Allora, guardate che noi roba di importazione no, quest'anno poche olive belle, poche, belle, olio meraviglioso, prezzo vecchio. Io dicembre e gennaio vi garantisco ancora questa roba, poi permettetemi a gennaio ne riparliamo. Se volete l'olio Acerbis, se lo pensate come un qualcosa di diverso, a parte che con 6 bottiglie fai 6 regali. Chiama 030 68 44 08 o visita olioacerbis.com e chiedi informazioni. Puoi parlare con me, con la Mira, se sono qua. Chiedete di me, fate quello che volete. Io sono qua, vi voglio bene, alla prossima. Giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore.
Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. I'm going down to the Greyhound station, gonna get a ticket to ride. Gotta find that lady with 2 or 3 kids and sit down by her side. Right till the sun comes up and down around me about 2 or 3 times. Smoking cigarettes in a last seat, trying to hide my sorrow from the people I meet and get along with it all. Down where the people say, oh, sing a song with a friend, change the shape that I'm in, get back in the game, start playing a game. I'd like to stay, but I might have to go and start over again. Might go back down to Texas, might go to somewhere where I've never been. Get up in the morning and go out at night, I won't have to go home. Get used to being alone, change the words of the song, start singing again. I'm tired of running around looking for answers to questions I already know. I could build me a castle of memories just to have somewhere to go. Count the days and nights that it takes to get back in the saddle again. Feed the pigeons some clay, turn the night into day, start talking again. I know what to say. I'm going down to the Greyhound station, gonna get a ticket to ride. Gotta find that lady with 2 or 3 kids and sit down by her side. Right till the sun comes up and down around me about 2 or 3 times. Smoking cigarettes in a last seat, trying to hide my sorrow from the people I meet and get along with it all. Down where the people say, oh, feed the pigeons some clay, turn the night into day, start talking again. I know what to say. È chiaro, adesso ti chiedi sempre, ma è la sua voce o è l'intelligenza artificiale? Mamma mia, è terribile sta cosa. E invece no, è proprio lei, ragazzi. Clay Pigeon, lei è Marianne Bradley, scritto come è scritto? Muireanne Bradley. Muireanne Bradley è una prodigiosa 18enne chitarrista e cantante folk blues che esce proprio in questi giorni con il suo EP, che porta anche questo pezzo di Blades Foley targato 1989, Clay Pigeons. Lo trovate su YouTube, ma la voce è proprio la sua. Di questi tempi ormai non crediamo più a nulla, così molti non credono che questo sia Sammy Varin, ma io lo giuro, sono io, sono proprio quello, semplicemente ho dormito col culo scoperto e quindi oggi siamo un po' bassi di voce. Meglio, qualcuno mi scrive meglio, falla sempre così, la rassegna stampa così dolce, così romantica, senza urlare, bastardi dentro che siete.
Per fortuna c'è Clara. Clara mi scrive: il fatto che si stia cominciando per l'ennesima volta a dire basta presepi, basta canzoncine di Natale, eccetera, eccetera, credo che qualche maestra e tanti altri si siano già piegati a chi vuole tutto ciò. Difatti, ieri sera ciò che è stato detto da delle donne ex musulmane da fuori del coro, che hanno messo in guardia gli italiani, hanno detto che i musulmani stanno non con guerre ma con falsa gentilezza e con tante balle si stanno insinuando nel nostro paese, perché dicono conquisteremo l'Occidente, tutto ciò molto pericoloso. E cara Clara, ho visto anch'io un pezzo di quella trasmissione, fa veramente paura, ma dice cose vere ed è l'unica trasmissione così coraggiosa, oltre chiaramente alle nostre. Silvio, scusa, ma dopo l'attacco Propala alla Stampa non mi pare di aver sentito Mattarella. Invece quando la polizia reagì ai giovani violenti a Pisa, intervenì per biasimare le forze dell'ordine. Il peggiore presidente di tutte le nazioni del mondo, scrive Silvio. A proposito, Sammy, brava la Full Singer Blues, ottima scelta musicale, gradevole davvero. Grazie, grazie, grazie. E ripeto, la trovate sugli store digitali, ma anche proprio su YouTube. Muirean Bradley, Clay P. Jones, ok? Bisogna scriverlo così. Chi non crede nella ricorrenza del Natale rinnega la storia che ci ha portato da 2025 anni sino ad oggi. Mi spiace che la sindaca Salis metta la nostra Genova tra le città che hanno cancellato il presepe. E caro Battista, adesso vi porto anche a queste argomentazioni, perché a ogni azione corrisponde una reazione e chiaramente la Lega ha deciso di fare qualcosa. Intanto torniamo sul quotidiano La Verità, che si occupa delle case famiglia, anche con l'intervista al legale Francesco Morcavallo, che dice: le case famiglia, un business, lo dico da ex giudice minorile. La scelta di allontanare i figli dai genitori dovrebbe presupporre un pericolo attuale e gravissimo, ma pure non redimibile in altro modo. Paginone con Morcavallo. Nella pagina successiva, focolare nel mirino, la CEI parla di sessuologi. La maggioranza degli italiani sta con i Trevaillon, la famosa famiglia nel bosco, i cui figli sono stati strappati al bosco e al padre. Ma i media cattolici o sono tiepidi o difendono i giudici. Addirittura Avvenire, il quotidiano dei vescovi, preferisce promuovere l'educazione affettiva nelle scuole. Francesco Borgonovo, che mette in pagina il sondaggio realizzato da Alessandra Ghisleri per La Stampa: la metà degli italiani solidarizza con la famiglia nel bosco, il 44% degli interpellati nella rilevazione sostiene che i giudici del Tribunale dei minori dell'Aquila siano intervenuti andando oltre il limite, il 49,8% ritiene che sia stato un errore allontanare i figli dal padre e il 49,7% pensa che i genitori debbano essere parzialmente liberi di scegliere uno stile di vita alternativo per i figli. Se vi interessa ancora questo argomento, oggi ne parla Borgonovo proprio sul quotidiano La Verità, pagina 7, ma lo avete sentito anche all'interno della nostra trasmissione su Radio Libertà il martedì e il giovedì alle ore 13, La Cittadella con Borgonovo, e ne sta parlando e come in questi giorni. E naturalmente ben ritornato a casa, perché Borgonovo è partito proprio dalla nostra radio a fare le sue splendide trasmissioni. Giro di nuovo la pagina e oggi La Verità è decisamente ricca di tante argomentazioni. Anche chi vuole lasciare il nostro pianeta. Porteremo gli americani su Marte, l'intervista con Brian Hughes, l'uomo messo da Trump alla NASA come capo staff. Torneremo sulla Luna anche con partner italiani. Vogliamo creare un'economia spaziale di tipo commerciale. Con l'agenzia russa continuiamo a camminare. Stefano Graziosi parla di americani su Marte ed italiani sulla Luna.
Francesca Bruzzone, invece, la criminologa Francesca Bruzzone, nell'intervista sul quotidiano La Verità, pagina 13, vi seduce poi vi controlla, così funziona un narcisista. Questa criminologa porta in teatro una sua anatomia delle relazioni malate, che vanno anche conosciute e individuate subito, forse. Riconoscere queste persone è difficile, non provate mai a cambiarle. L'amore non è un sacrificio. Paginone oggi, a pagina 13 del quotidiano La Verità, che poi porta anche argomentazioni più leggere ma altrettanto importanti, ragazzi. L'Occidente torna cristiano? C'è un punto interrogativo, ma arrivano dati interessanti. Dagli Stati Uniti alla Francia, dalla Spagna al Regno Unito, i dati sono unanimi nel segnalare un aumento delle conversioni di adolescenti e di giovani, e cresce pure la partecipazione alla messa. I media ultralaici dicono fenomeno di massa. Giuliano Guzzo se ne occupa in un bel paginone sul quotidiano La Verità, con anche Andrea Carradori, priore della confraternita del Sacro Cuore di Tolentino, che dice: sono sorpreso, nella nostra chiesa arrivano persino da altre regioni, è la liturgia antica ad attrarre i ragazzi anche qui in Italia. 2 paginoni quest'oggi sul quotidiano La Verità. I nuovi preti sono più conservatori, il clero progressista che ha dominato la scena dopo il Concilio Vaticano II sta ormai andando in pensione e i fedeli abbandonano le parrocchie liberal. Oggi se ne parla sul quotidiano La Verità, ma per dire la verità anche su qualche altro giornale si parla di un importante ritorno alla religione, addirittura anche sui social. Eh sì, e ditemi se non avete mai visto su Instagram il prete allegro che fa lo spettacolino, che fa cose anche stupide, sciocche, ma dietro poi c'è la fede, chiaramente per attirare la vostra attenzione. Interessante comunque, e avremo modo di tornarci. Giro quotidiano, andiamo a fare un giro anche sul quotidiano Repubblica, mentre stanno arrivando i vostri WhatsApp al 340 6709 659 per commentare quanto vi sto raccontando. Dopo le 9 avremo anche il responsabile della Lega per quanto concerne la regione Piemonte, capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari. La Repubblica: corruzione a Kiev non aiuta. I colloqui USA-Ucraina a Miami. Trump critico con Zelensky. Ma accordo possibile. Rubio, molto da fare. Alla Russia, ruolo centrale. Netanyahu chiede la grazia. Attivisti italiani aggrediti dai coloni in Cisgiordania. Stuprata a Milano nelle strade della Movida. E poi rap, indie e il ritorno di Patti Bravo, i 30 big e non in gara a Sanremo. Chiaramente, se siete affascinati da Sanremo, oggi ne parlano tutti, ma dico tutti i quotidiani. Ma Repubblica, pagina 8, parla invece dei coloni all'attacco in Cisgiordania. Feriti 3 volontari italiani. Assalto contro un villaggio palestinese a ovest di Gerico. Tajani dice atto gravissimo. Israele fermi le violenze nei territori. E l'intervista di Gabriele Colarusso a una di queste vittime. Sono entrate in 10 mascherati armati, 20 minuti di botte. Una vittima racconta l'aggressione. Avevano fucili e pistole, non vogliono testimoni delle loro azioni contro gli arabi. E ancora, avevano anche 2 fucili che hanno caricato quando hanno visto che i palestinesi stavano venendo ad aiutarci. Intervista con questi 2 rappresentanti in Cisgiordania italiani a pagina 8 del quotidiano La Repubblica. E poi
La Repubblica, incredibile, torna sulle frasi dell'Albanese. Le frasi di Albanese imbarazzano Bologna. No alla cittadinanza. Emanuela Giampaoli, oggi a pagina 10, fanno discutere le parole della redattrice ONU dopo l'assalto alla stampa. Critici il sindaco, i consiglieri PD e la Lega chiede la revoca. Sulla carta è diventata cittadina onoraria di Bologna il 6 ottobre, ma la cerimonia di conferimento non c'è mai stata, forse non per caso. L'onorificenza a Francesca Albanese non aveva infatti convinto tutti. Ora però, dopo le parole della relatrice speciale ONU sul raid alla stampa, quelli che finora erano stati malumori interni alla maggioranza del Consiglio Comunale bolognese, saldamente in mano al centro-sinistra, mettono in crisi il riconoscimento stesso a fronte delle esplicite richieste di revoca. A suscitare perplessità la frase di Albanese a proposito dell'incursione torinese: non bisogna commettere atti di violenza nei confronti di nessuno, ma al tempo stesso che questo sia un monito alla stampa per tornare a fare il proprio lavoro. E chiaramente chiedo a voi ascoltatori un giudizio al 340 6709 659, ma c'è un paginone coraggiosamente messo in atto sul quotidiano La Repubblica. Giro la pagina e sto vedendo un po' cosa si muove. Scacco a Mediobanca, siamo a pagina 12, scacco a Mediobanca in 5 mosse, strategia coordinata. I PM ricostruiscono i passaggi dell'accordo tra Caltagirone, Milleri e Lovaglio per la conquista di Piazzetta Cuccia da parte di MPS. Nell'inchiesta di Milano per aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza coinvolti anche altri nomi, ombre sull'operato del Tesoro. Se vi appassiona questo argomento c'è un paginone infinito sul quotidiano Repubblica. L'opposizione alza il tiro sul governo. Stop alle norme sui patti occulti. Il PD chiede di ritirare le nuove disposizioni sul concerto tra azionisti. Fonti MEF sono in linea con le direttive europee. Le interviste, da una parte con Tabacci, subito chiaro che non erano arbitri ma giocavano la partita. Dall'altra parte c'è Siri, esecutivo assalito da cellule dello Stato, si torni all'immunità. E leggiamo qualche stralcio dell'intervista di Lorenzo De Cicco ad Armando Siri, che è capo dei dipartimenti della Lega e consigliere di Matteo Salvini. Davvero pensate che l'inchiesta del PM di Milano su MPS sia a orologeria? Risponde Siri: quando si chiedeva allo Stato di tirare fuori 20 miliardi per salvare MPS, tutti applaudivano. Quando il governo invece senza segreti ha fatto sapere che sul mercato c'era una quota, è diventata materia criminale. Sembra una malattia autoimmune, ma non possono cellule dello Stato aggredire altre cellule dello Stato, altrimenti diventiamo un cadavere a brandelli. C'è l'autonomia della magistratura, dice Repubblica. Ci mancherebbe, risponde Siri, ma i giudici sono parte di un corpo, non un corpo a parte. Ne parla come di un cancro o parlato di una malattia autoimmune? Non vede profili da approfondire nell'inchiesta? Risponde Siri. Ogni cosa diventa ormai tema di indagine, anche per questo c'è una riforma della giustizia che non risolverà completamente il tema, ma ci prova. Ma bisogna soprattutto restituire una vera indipendenza all'esecutivo e al legislativo, come ripristinando l'articolo 6.8 della Costituzione. L'immunità, era l'immunità che diventava indipendenza. Parlamento e governo sono gli unici due poteri che ricevono l'investitura da parte dei cittadini. Giorgetti non ha qualcosa da rimproverarsi? Almeno dal punto di vista dell'opportunità? Chiede Repubblica a Siri. No, è sempre stato corretto, si è mosso nelle regole e nell'interesse generale del paese, come deve fare un ministro, non ho dubbi. A proposito di magistratura, la Lega sta attaccando De Rao, oggi deputato 5 Stelle, accusandolo di dossieraggi a vostro carico quando guidava la DNA.
Se fosse vero ciò che leggo, dice Siri, sarebbe molto grave. Noi abbiamo solo commentato notizie di stampa e carte che emergono da un'inchiesta. Non è un attacco. De Rao adesso minaccia querele, avrà più fortuna di me. Le mie sono state tutte archiviate, nonostante abbia subito 7 anni di diffamazione. E poi l'intervista prosegue, siamo a pagina 13 del quotidiano La Repubblica. Si appartano dopo la discoteca, lei denuncia mi ha violentata. Ecco, qui viene messo in titolazione un po' strano, ecco, rispetto agli altri, cioè pare che ci siano dei dubbi su questa violenza sessuale. Siamo a pagina 25 di Repubblica. A Milano l'incontro tra i due nel quartiere della Movida, macchie di sangue sull'auto del ragazzo, al vaglio telecamere, consenso di lei. Si ritorna su quel famoso argomento del consenso che deve essere continuato in qualunque momento del rapporto. Lista stupri, gli studenti contro la preside, la famosa lista scritta in un liceo. Ora i genitori scrivono una lettera che oggi viene letta nel liceo romano. Polemiche sulla caccia al colpevole. Ne parla Alessandra Ziniti oggi a pagina 25 di Repubblica. E poi, a proposito di vivere nei boschi o ancora meglio in montagna, pagina 27, AAA, nuovo gestore cercasi per i rifugi di montagna. I giovani non sono pronti. Chi va in pensione o decide di lasciare non viene sostituito. Tra overtourism e crisi del clima servono più competenze. Se sognate di cambiare vita e amate la montagna, questo potrebbe essere il momento perfetto, ma non fatemi ingannare, non sarà affatto semplice, come dimostra il valzer dei cambi di gestione delle chiusure che sta avvenendo nei rifugi italiani dalle Alpi all'Appennino. Insomma, c'è gente che va in pensione e chiude questi rifugi, ma non c'è nessuno che abbia la competenza di riaprirlo. 5 minuti alle ore 9, subito dopo, lo sapete, arriva Riccardo Molinari. Con lui avremo modo di commentare le notizie del giorno e di sapere anche cosa si muove in Parlamento. Intanto un giro anche sul Corriere. La Russia sa benissimo cosa Kiev non può cedere. I propal violenti, se non condanni, giustifichi. Oggi il Corriere intervista Guido Crosetto. Sono idee di nazismo e fascismo che pensavo cancellate. Ministro Guido Crosetto, in queste ore si discute del piano Trump per il conflitto russo-ucraino. Lei, titolare della difesa, ritiene sia la soluzione? Noi dobbiamo ricordare che da 1300 giorni muoiono in guerra tra i 1200 e i 1500 russi e ucraini ogni giorno. Per questo tutti noi non possiamo non volerla la fine dell'immediata guerra. Tutto l'Occidente, tutto il mondo ormai vuole una pace, una tregua. Sta alla Russia arrivare alle condizioni perché questo ci sia. La Russia sa quali sono le linee rosse che non si può chiedere all'Ucraina di superare. Putin le conosce perfettamente e sa benissimo cosa l'Ucraina non può cedere. Che cosa? L'Ucraina ha perso prima la Crimea, adesso 3 province, e la prossima volta bisogna avere la certezza che questa sia l'ultima volta che la Russia prova a distruggere l'Ucraina. Ci stiamo lavorando tutti, però per la fine bisogna essere in 2 e per volere la pace bisogna essere in 2. L'intervista prosegue, siamo sul quotidiano Il Corriere, si parla anche dei corsi per gli ufficiali. Dopo il no dell'Ateneo di Bologna mi sono arrivati 10 messaggi di rettore, li faremo altrove, e certamente si parla anche della possibilità, certo, di fare quella famosa leva. Sulla leva penso a una forza che si attivi per necessità, non solo militare. Decidiamo insieme in Parlamento, militare sì, militare no, un argomento che affascina molti di voi, e siete ancora in tempo a scriverci, come state facendo in questi giorni, un WhatsApp al 340 6709 659. Sempre sul quotidiano Il Corriere si gira la pagina ed ecco Zelensky, ma c'è anche il suo cerchio magico.
Kiev, la corte del presidente e lo scandalo delle tangenti non si sporcavano col cash. Paginone che mette tanti dubbi, certamente, soprattutto a tutti noi che continuiamo a elargire soldi e armi all'Ucraina. Per fortuna giro subito pagina, il raid Propal, il centrodestra attacca, chiudere subito. Il centro sociale, il blitz alla stampa e il Cano, un'azione brutale e vile. Il ministro Zangrillo, da albanese, odio. Askatasuna non può continuare ad avere una sede e a restare impunita. Cosa fanno il sindaco e la procura? Se lo chiede il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. D'altronde il sindaco di Torino risponde: hanno fatto irruzione persone che vanno punite, non lo stabile che ospita il centro sociale. E ricordiamo, in un riquadro, la polemica con la relatrice ONU, Francesca Albanese, che dice un monito alla stampa per tornare a fare il proprio lavoro. Stampa scritto minuscolo. Autovelox, censiti 3.625 autovelox, ma resta il caos. Manca ancora l'omologazione anche per gli apparecchi registrati sulla piattaforma del Ministero. Attenzione, perché in assenza di un decreto attuativo è ancora possibile impugnare i verbali. Fatto sta, signori, che sarà ufficiale nelle prossime ore la lista degli autovelox giusti, che se vi arriva una multa la dovete pagare, con quegli altri potrete pagarla ugualmente, ma dovrete fare ricorso se volete in giro ancora i vostri soldi. In taglio basso, le bici elettriche truccate, sequestri e multe record sfrecciano a 50 orari. Il limite per queste bici elettriche è 25 all'ora. Sanzioni fino a 7.000 euro in tutta Italia. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Recitar mentre preso dal delirio non so più quel che dico e quel che faccio, eppure uomo sforzati, se tu forse no. Tu sei un pagliaccio che si laggiù e la fossa in farina. La gente paga e ridere vuole applaudirà, tramuta la spasmo ed il pianto in una smorfia la singhiozzo del dolore di guaglioso. Il cuore
roba buona, anche se stracciamento di vesti per qualcuno, perché così non l'avevate mai sentita, dite la verità. Vesti la giubba, più conosciuto come Ridi Pagliaccio dall'opera di Leoncavallo, o da parte di Federico Paciotti è diventata rock, anche perché questo è lo storico chitarrista di www mi piaci tu dei Gazzosa, vincitori di Sanremo 2001 con Stai con me forever nella categoria nuove proposte, e lui fa crossover, quindi fa la lirica da una parte ma il rock dall'altra. Secondo me è interessante. Vesti la giubba, Federico Paciotti. Qui Parlamento. Così come è interessante aprire la settimana con il capogruppo della Lega alla Camera e segretario piemontese Riccardo Molinari. Buongiorno. Buongiorno Sammy, un saluto a tutti. Allora, in primo piano c'è l'irruzione nella redazione del quotidiano La Stampa di Torino da parte di una cinquantina di Propal. Le parole dell'albanese che dice è un monito, e che idea ti sei fatto di questa irruzione? Proprio al quotidiano La Stampa ci siamo un po' guardati tutti intorno dicendo ma non è che hanno sbagliato giornale, però a parte gli scherzi è una cosa insopportabile, perché c'è ancora la libertà di espressione in questo paese e ci stiamo accorgendo che da parte di alcuni, se non dici o non scrivi quello che vogliono loro, ma anche se lo scrivi probabilmente quello che vogliono loro, non gli va bene lo stesso. Molinari, che idea ti sei fatto? Beh, io ero tra l'altro a Torino quel giorno lì, perché venerdì ero a Torino per un convegno che abbiamo organizzato sul tema contro la violenza delle donne, sul tema insomma della settimana contro la violenza sulle donne, organizzato dal Dipartimento Pari Opportunità con anche la presenza dell'onorevole Ravetto a Torino, e la città era veramente sottosopra, perché tra sciopero dei trasporti e queste manifestazioni che sono nate come manifestazioni di solidarietà all'imam arrestato, all'imam di Torino arrestato, insomma, quindi voglio dire c'è stata questa mobilitazione di questi movimenti pro-PAL, centri sociali e quant'altro. Per questa ragione questi movimenti che hanno bloccato la città sono arrivati poi ad assaltare la sede della Stampa, e come giustamente dicevi tu può anche far sorridere, perché paradossalmente La Stampa è uno di quei giornali che sul tema della guerra a Gaza e sul dare contro al governo considerato diciamo razzista, insensibile e quant'altro, purtroppo ha speso fiumi di inchiostro, ma alla fine si è dimostrato quello che abbiamo sempre detto, cioè che questi propal, questi qui dei centri sociali, questa gente che conosciamo perché distrugge le nostre città ogni volta che c'è una manifestazione, fondamentalmente sono antisistema, ce l'hanno con tutti, e quindi sono soprattutto antidemocratici, perché andare a distruggere una sede del giornale è la cosa più fascista che si possa fare. Fa ridere che a farlo siano quelli che si definiscono per la pace antifascisti, ma questa è la realtà, cioè quando tu assalti la sede di un giornale, di un sindacato, di un partito, stai compiendo un atto di sopraffazione, di violenza autoritario, e quindi ti stai comportando esattamente come quello che dici di combattere. Penso sia doverosa la solidarietà di tutti, i giornalisti e i lavoratori della Stampa, e forse insomma che anche a sinistra ci si accorga che coccolare queste persone non porta bene a nessuno. Abbiamo visto oggi qualche giornale, insomma, ne parla dicendo a Bologna sono rimasti un po' tutti senza parole da queste frasi che ha detto questo personaggio diventato ormai famoso in una certa sinistra, l'Albanese. Eccola qua, le frasi di Albanese imbarazzano Bologna, no alla cittadinanza, si comincia a dire. Cittadinanza che praticamente non c'è mai stata ufficialmente, perché la cerimonia non si è mai svolta. C'è un certo imbarazzo probabilmente anche da parte del sindaco a dare questa onorificenza, ma soprattutto leggo di tentativi di rimandarla da dove è venuta, ma nessuno ha coraggio di farlo. Molinari. Ma l'albanese purtroppo si conferma una che semina odio, perché anche su questa aggressione della Stampa ha detto che questa azione sia di monito ai giornalisti, quindi veramente sono dei toni, ma del resto sono dei toni da persona che in qualche modo spalleggia i terroristi di Hamas,
perché del resto le manifestazioni sono state fatte e hanno distrutto la stampa per difendere l'imam di Torino arrestato, l'imam di Torino che ha le stesse posizioni dell'albanese, no? Che ha detto che il 7 ottobre in Israele non c'è stata nessuna violenza, non c'è stato nessun atto di terrorismo, che è stato un atto di resistenza, un atto di difesa. Quindi queste persone che la pensano in questa maniera qua sono persone violente, sono persone pericolose, perché sono persone che legittimano a parole coi fatti il terrorismo. E io penso che non ci sia altro che cittadinanza onoraria, cioè non ci possa essere tolleranza per gli intolleranti, io la penso così. E purtroppo l'albanese non so se lo fa apposta a continuare a spararla sempre più grossa, però sembra che ogni settimana la dica più grossa, non so se per provocare o proprio perché è fermamente convinta delle cose che dice. Sì, lasciando appunto esterrefatta da una parte la destra sicuramente, ma anche Certo. adesso la sinistra. Riccardo, cosa succede questa settimana in Parlamento? Questa settimana dovremmo concludere finalmente col provvedimento che avevamo già iniziato un paio di settimane fa sul cosiddetto consenso informato a scuola, quindi il provvedimento voluto da Valditara, che prevede che i genitori debbano dare il consenso per avere nelle classi la cosiddetta educazione affettiva e quindi che ci voglia un consenso dei genitori su quelli che sono i programmi di insegnamento e che i genitori possono anche decidere che un bambino non partecipi a questo tipo di lezioni. Sapete che su questo c'è una grande battaglia ideologica da parte della sinistra che dice che questo governo oscurantista che non vuole fare l'educazione sessuale affettiva nelle scuole, in realtà non è niente di tutto questo, è un provvedimento che serve a evitare alcune derive che purtroppo in alcune scuole ci sono state e che purtroppo vediamo ad esempio negli Stati Uniti, in altri paesi, purtroppo sono all'ordine del giorno. Quindi questo è il senso del provvedimento a tutela dei minori, a tutela dei bambini. E poi c'è la legge di delegazione europea, quindi questi sono i due principali provvedimenti che affronteremo questa settimana. E noi vi seguiremo nelle tante finestre di informazione che abbiamo il Qui Parlamento in ogni trasmissione. Grazie a Riccardo Volinari, buon lavoro. Grazie Sammy, un saluto a tutti. Qui Parlamento. E qui la voce di Sammy Varina ancora per una manciata di minuti con voi in rassegna stampa, poi sentiremo anche le vostre voci. Portai Berlusconi a fare la spesa, grazie a me persi 11 kg. Io e Lorella ci credevano fidanzati, i suoi schiaffoni in TV erano veri. Bella intervista a pagina 31 del Corriere con Marco Columbro. Purtroppo non lavora più in TV e anche lui si chiede il motivo. Scrisse a Berlusconi anni fa una mail, lo chiamò subito Berlusconi dicendo domani ti chiamerà e ti farà lavorare qualcuno, nessuno più l'ha chiamato. Pier Silvio, parlare con lui è difficilissimo, ci ho rinunciato, 10 anni fa mi fecero un contratto di 2 anni, però non ho avuto nessun programma, così anche con un po' di melanconia. L'intervista sul quotidiano Il Corriere, che parla, come tutti i quotidiani, di Sanremo. Sono usciti 30 big, facceli vedere quanto sono belli. Carlo Conti ufficializza la lista, Fedez e Masini in coppia, il debutto di Paradiso, i ritorni di Rafa e Patti Bravo, i figli d'arte Leo Gasman, 13 Pietro e dell'EDA, questi gli amici sanremesi che saremo costretti a vedere e ad ascoltare, ma state tranquilli, su queste frequenze non gireranno, a meno che qualcuno proprio di così bravo, perché sapete, noi andiamo soltanto su artisti indipendenti. Facci vedere la prima pagina del quotidiano Il Giornale, perché in centropagina ci sono gli scontri di Torino, la sinistra difende i violenti. Nessuna vera presa di distanza dai centri sociali. Centrodestra, basta illegalità, chiudere a Scatasuna. Anche qui pochi big, tante sorprese. Il Sanremo delle scommesse. All'interno, paura a Milano, ragazza stuprata fuori dal locale in pieno centro. Subito andiamo dentro, il blitz alla stampa, lo riprende anche Il Giornale, stessi assalitori del No Meloni Day. Interessante questa. La procura indaga per violenza e danneggiamento. Un fascicolo aperto sui fatti di Torino
Elkann visita la sede del Giornale. Durante la manifestazione contro la Premier, una parte dei partecipanti si era staccata per assaltare la sede della città metropolitana. Cioè dici che sono gli stessi che vanno in tournée. Pagina 2 del Giornale. Quei silenzi a sinistra sul monito, solo balbettii dai Dem, una coltre di silenzio dai 5 Stelle e AVS tace o parla del governo, scrive Francesco Giubilei sulle reazioni mancate a questo assalto al quotidiano La Stampa. Askatasuna e cittadinanze onorarie, la sinistra va in tilt sui violenti, centrodestra e azione incalzano il sindaco Dem di Torino, chiuda il centro sociale, imbarazzo sulle onorificenze all'albanese in molte città e la petizione ritiratele. Siamo ancora sul quotidiano Il Giornale, che a pagina 7 si occupa anche dell'analisi della nuova legge elettorale con Pierfrancesco Borcia, asse Lega Forza Italia per l'ok al proporzionale. Tajani è il più aderente alle esigenze dei territori. I dubbi degli azzurri sull'indicazione del Premier in lista. Se ne parla quest'oggi a pagina 7 del quotidiano Il Giornale. A pagina 10 la Lega attacca De Rao, indago Siri per indebolirci, anche l'allora sottosegretario cacciato da Conte per una SOS lamenta il metodo Striano contro di lui. Felice Manti, subito sotto, favori agli amici, ero libero di farlo, i messaggini del finanziere indagato, telefonate e chat di Striano a parenti e colleghi, dirò tutto. Pagina 23 invece si parla di un allarme che passa sotto silenzio e che tutti noi mai pensavamo che arrivasse. L'allarme di Assocarni, perché in 10 anni sono scomparse 19.000 stalle diffuse su tutto il territorio nazionale. Crollo degli allevamenti bovini, siamo almeno 23%. Il presidente Cremonini dice: produzione insufficiente, importiamo il 63% dei consumi. Chi l'avrebbe mai detto? Le misure del governo per sostenere il Made in Italy: su 1 miliardo di euro del Coltiva Italia, 300 milioni destinati alla filiera vacca-vitello. Paginone quest'oggi solo e soltanto sul quotidiano Il Giornale, a pagina 23. Siamo sul Tempo, sempre divertente la prima pagina, ma che burca dite? Albanese a caccia di like minaccia i giornali, il delirio di Salis sugli scafisti salvamigranti, la maestra porta i bambini nella piazza Propal, la rete islamista punta alla conquista dell'Italia e i leader della sinistra continuano a tacere. La Lega all'attacco, togliere alla relatrice ONU la cittadinanza onoraria del comune di Bologna. Ma che burca dite? E potete immaginare le facce che appaiono in prima pagina sul quotidiano Il Tempo, che di spalla porta il caso Spioni, la Lega e il finto dossier sui legami con l''ndrangheta costruito per infangare il leader del Carroccio, quasi 160 file sulla criminalità per costruire ad arte il fango contro Salvini. Ecco come Striano passò le informazioni all'indomani dell'exploit leghista nel 2018 e la Procura di Milano protestò con De Rao chiedendo a che titolo la DNA indagasse. Le reazioni: scoppia la bufera su De Rao, Salvini intervenga Nordio, Fratelli d'Italia e Forza Italia vuole sviare l'attenzione. Questa è la prima pagina del quotidiano Il Tempo, che non si arrende su Annun, all'interno a pagina 2, Annun e Greta insieme, il Dream Team di Flotilla scende in piazza a Roma, sullo stesso carro c'era anche Tiago Avila, il frontman della spedizione a Gaza, ed è proprio da lì che Albanese ha tenuto il suo discorso durante la manifestazione, tutti insieme, appassionatamente. Maestra dai Propal con i bambini,
uno con la bandiera della Palestina. La classe delle elementari del Dateo di Genova ha partecipato allo sciopero. Sasso della Lega fa un'interrogazione al ministro. Notizie di cui parla solo il quotidiano Il Tempo, che poi naturalmente mette "ma che burca dite, l'attacco ai giornalisti? Albanese le spara grosse per salire con i follower". Così la relatrice ONU cresce su Instagram e X. La Lega a Bologna chiede via cittadinanza onoraria. Salis è il paragone col 38. Gli scafisti, scusate, con i migranti, come chi salvò gli ebrei per l'eurodeputata di AVS. Bisogna chiedersi se quella storia continua oggi sotto altre forme. Ancora, pagina 4, la Lega e il finto dossier, i 159 file sulla criminalità per costruire ad arte il fango contro Salvini. Spionaggio sul Carroccio, Salvini, Nordio intervenga, De Rao minaccia querele, la reazione di Via Bellerio dopo l'articolo di Libero. Fratelli d'Italia e Forza Italia invitano l'ex procuratore a non cercare di sviare. Intanto sono le 9:20 e Francesco, apriamo anche le linee. Chi vuole parlare in onda può chiamare ora 0292947222. Non voglio assolutamente liberarvi da questa goduria, entrare in onda e poter dire quello che volete su qualunque argomento. È importante anche questo, poter commentare. Intanto Libero in prima pagina, il grillino col conflitto di interessi, la prova che inchioda De Rao. L'ex capo della DNA, interrogato nel 2024 a Perugia come testimone, conosceva già gli atti su Striano grazie alla presenza nella commissione parlamentare. La Lega attacca. All'interno, ecco la carta che prova il conflitto di interessi del grillino De Rao, ed è pubblicata. La legge sull'incompatibilità ancora ferma al palo. A ottobre si è conclusa la discussione generale al Senato, però manca la data per il voto al provvedimento. Giro la pagina, la Lega urge la verità. L'ex PM minaccia querele, si parla delle segnalazioni su Siri. Cafiero attacca Libero, accessi abusivi, manipolazione della realtà, ma il Carroccio vuole andare fino in fondo. Nuovi dettagli inquietanti, le sue intimidazioni non ci fermeranno. Critiche anche da Fratelli d'Italia e Forza Italia, chiaramente paginoni su Libero, visto che ha lanciato la polemica nella giornata di ieri. Sinistra in imbarazzo per le parole di Albanese e a Bologna parte la corsa per ritirare la cittadinanza dopo i deliri sull'irruzione alla Stampa. Dai dem del sindaco Lepore ai consiglieri della sua lista civica, tanti pentiti per avere votato il premio alla relatrice speciale dell'ONU, diventato un vero problema. A Firenze, imboccando la piazza, provano a tirare dritto. E intanto io apro le linee 0292947222. Chi vuole entrare in diretta adesso lo può fare. Pronto? Ciao, chiamo da Trieste. Ciao. Allora, io alla domenica sera, purtroppo per sbaglio, forse guardo, o per disperazione, guardo la trasmissione di Giordano, non tutta, ma un pezzo, e vedo tutto quel casino che succede nelle città tra musulmani, delinquenti, tutto questo casino. E poi mi chiedo, ma è vero? Proprio non succede così. E questa mattina apro il giornale Il Piccolo di Trieste. E cosa trovo scritto? Allora, una signora affitta un pakistano, dopo un paio di giorni va a controllare e ne trova altri 5. Vuol farli sgomberare, arriva la polizia, prende i documenti e li lascia là. Ma allora ci prendiamo per il culo. Allora, facci parlare con quel trombone di Molinari a lunedì quando viene a raccontarci le palle, che forse così capiremo qualcosa. Ciao. Grazie, non ho capito perché te la prendi con Molinari, probabilmente hai una tua deviazione personale e naturalmente ci dispiace, puoi sempre andare da uno psicologo del PD. Fatto sta che chiaramente quando affitti a degli immigrati
il rischio c'è che loro poi subaffittano a qualcun altro. Se non affitti agli immigrati e sei razzista, questo purtroppo è il problema, finisci poi in prima pagina su Repubblica. A proposito invece del quotidiano Libero, a pagina 6, a proposito di Bergamo, città di sinistra divenuta insicura, quasi come Milano, Torino, Bologna, rilasciato dai giudici, molesta subito una donna. Bengalese con precedenti obbligo di firma, segue, blocca, minaccia 23enne, pensate che era stato processato 2 ore prima. Per soggetti così serve il rimpatrio, dice Fratelli d'Italia, e si parla sempre di più di farli ritornare al loro paese. La notte di incubo a Milano, stuprata dopo la discoteca, fermato un 22enne, la vittima portata in ospedale, il centrodestra attacca, l'emergenza è continua, il sindaco Zala ora intervenga. Voi dite che fa qualcosa? Chi c'è in linea? Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Buongiorno. Penso che lì, nel caso di Trieste, dovrebbe essere il comune, il prefetto e il questore ad agire contro eventuali situazioni che raccontava il precedente ascoltatore. Ma al di là di questo, noi stiamo assistendo alla conquista dell'Europa. Mi fa piacere che in questi giorni Rete 4, io non so, nel TG delle 19, parli spesso dei presepi che vengono vandalizzati, come ad esempio quello di Bruxelles o alcuni presepi in Francia. Ma questo perché avviene? Avviene perché chi vuole invaderci ormai ritiene l'Europa contendibile a casa sua, è sostenuto dalle sinistre, perché l'albanese è una creatura della sinistra, come i vari di AVS, Bonelli e soci, sono una creatura della sinistra, ma anche la stessa Boldrini, della quale tu hai parlato ieri, intervistata in televisione, non mi ricordo in quale programma. Ricordiamo che la Boldrini negli anni '80 era rappresentante ONU in ex Jugoslavia, e quando la intervistavano su Radio Radicale, perché io me l'ascoltavo in treno mentre andavo a lavorare, parlava con una spocchia che ne sarebbe bastata non la metà, un quarto, come se lei fosse l'eroina del mondo delle povere popolazioni musulmane che venivano angariate dai serbi. Allora tutta questa gente vuole rovesciare questo governo, consegnarlo ai musulmani, purché siano loro a governare, cioè musulmani insieme alla sinistra, ma non sanno che i primi ad essere cancellati dalla faccia della terra dai musulmani saranno loro. Ti saluto Sammy, ciao. E io ti ringrazio, sono allarmi che noi lanciamo da 10-15 anni su queste frequenze. A proposito di presepio, vi invito oggi ad acquistare il Libero perché c'è Massimo Sanvito con un articolone che prosegue a pagina 8. Dopo il no del PD in comune a Genova, la Lega propone presepi in tutti i quartieri. Lo sapete, a Genova niente presepio, che è quasi meglio che farlo con i personaggi tutti pistellati per non farli vedere, per non farli riconoscere. L'ultima follia avvenuta a Bergamo, pure bue e asinello banditi da canti e poesie di Natale. In una scuola di Chiuduno, Bergamo, vietato nominare Gesù e anche la stella cometa, motivo: gli stranieri sono più degli italiani. Il Carroccio inaccettabile, un cortocircuito, non possiamo accettare questo ennesimo sfregio alla nostra cultura in silenzio, dice Silvia Sardone. C'erano precedenti, dallo stop del PD al presepe in comune a Genova al Jingle Bell senza Gesù a Grosseto. Ripeto, tutto questo fa ridere, fa piangere, perché l'Italia è proprio il paese che ha inventato il presepio. San Francesco non vi dice niente? 0292947222. Pronto? Ciao. Sì, ciao Sammy, buongiorno. Volevo appunto confermare che quello che ha detto Marco, dunque l'albanese non è un prodotto della sinistra. L'albanese, oltre ad essere un prodotto della sinistra, è un burattino di Soros. Come un burattino di Soros, la Greta Thunberg è un
un giullare, un burattino di Soros, come quella signora che c'è in ospedale adesso che ha ammazzato tantissimi bambini con la pompa della bicicletta. Sono tutte creature di Soros e della sua Open Society, che grazie a Dio Trump e grazie a Dio Putin, in accordo con Trump, perché i due lavorano in simbiosi, ha messo fuori legge la Open Society nei propri paesi, e non vedo perché non dobbiamo farlo anche noi, soprattutto perché la Meloni con il suo amico Crosetto è al servizio di Trump, fa quello che giustamente gli dice Trump, e cercano di stare un po', di dare un po' un colpo al cerchio e un colpo alla botte, per cui noi non dobbiamo assolutamente ascoltare le fandonie che dicono queste persone come Crosetto, perché effettivamente cercano di stare un po' in bilico, perché loro sono al comando di Trump. Per quanto riguarda il discorso dei giornali, signor Albanese, non c'è bisogno di fare violenza. I giornali sono morti già di suo, non si può sparare sulla Croce Rossa. I giornali con i giornalisti servi dei loro editori che non dicono assolutamente la verità, non vanno a fare le inchieste, ma dicono solo ed esclusivamente quello che i loro editori, il loro sistema, Elcam con la stampa, eccetera, eccetera, gli dice di dire. Quindi non c'è bisogno di fare violenza, i giornali sono già morti di suo perché ormai non li compra più nessuno e stanno in piedi solo grazie a delle sponsorizzazioni, vedi Elcam, vedi Stato, eccetera, eccetera. Quindi il popolo non è stupido, ha capito cosa sono i giornalisti, che sono servi del potere, servi dei loro padroni, non fanno inchieste giornalistiche ma dicono solo ed esclusivamente quello che le veline, i tanti servizi segreti, lo sappiamo, eccetera, eccetera, da dove arrivano questi servizi segreti, gli dicono di dire. Ci sono delle Grazie cara, ti devo giorni. salutare perché siamo in chiusura, però c'è un motivo appunto perché Sammy Varin fa molta fatica a fare rassegna stampa, perché cerco di svirgolare, di mettere sottosopra praticamente i quotidiani ogni giorno in edicola. C'è l'ultima chiamata, prima però vi segnalo quest'altro articolo sempre su Libero, perché la Svizzera boccia la tassa per i ricchi, no all'imposta di successione e al servizio obbligatorio che mescolava difesa e ambiente, disfatta dei referendum proposti dalla sinistra. La Svizzera non è un paese per sinistri, verrebbe da dire guardando i risultati dei 2 referendum tenutisi ieri nella Confederazione, abbinati ad altri quesiti soltanto locali. Sono stati pesantemente cassati dagli elettori, infatti, 2 controversi progetti di riforma che riguardavano da un lato il fisco, dall'altro lato uno dei nuclei più importanti della sovranità nazionale, cioè il servizio militare. Ultima chiamata, pronto? Sono Albino della provincia di Torino, ciao. Ciao. Ah, perfetto, mi senti allora. Ascolta una cosa, io sarò velocissimo come al solito. Occupazione abusiva delle case, caratteri cubitali, megapoli. Basta, abbiamo risolto il problema, case abusive, non ce ne saranno più occupazioni abusive, tutti fuori, col piffero. Se la tua è la prima casa, ancora qualcosa ti fanno. Ma come una mia amica che ha un B&B a Roma, sono entrati dentro un anno fa e non escono fuori, perché lei ha già la sua casa d'abitazione, quindi quella povera signora di Trieste, quei tizi che sono dentro se li terrà a vita naturale durante fino a che un giudice si sveglierà al mattino e dirà ma allora questi qua li buttiamo fuori. La mia amica un anno che va avanti, carabinieri, giudici, niente, le dicono lei casa sua ce l'ha, quindi che cavolo vuole? Allora dov'è la difesa della proprietà privata? Ma non ci piglino per i fondelli, per cortesia, ma poi io mi incarto, ciao. Meno male, perché la nostra rassegna serve anche a questo, a farvi un po' arrabbiare. Sicuramente vi fa sentire meglio la pagina 14 di Libero. Si parla di Milano Cortina, lo sapete, le Olimpiadi sono una scusa bellissima per far vedere, per mostrare a tutto il mondo i nostri territori, vivere Como e le sue bellezze tra il suo lago e il centro storico. 2 paginoni riservate a Como e a quella zona stupenda. Grazie alla Como Life Harm Marathon ci si gode scorci mozzafiati e buon cibo. Oggi sul quotidiano Libero cominciamo a guardare le bellissime zone della Lombardia che daranno spazio alle Olimpiadi.
C'è ancora una chiamata? C'è? Non c'è. Ah, dici che me ne devo andare. Allora me ne vado. Grazie per il gentile ascolto, grazie a Francesco in regia, ma tranquillamente, voce permettendo, sempre più sussurrato. Torno alle ore 11. Avete ascoltato la rassegna stampa.